Questo auguro a Giulia. 7, va in base, 1, 2, 3, giro 70. Molto bene, giro, base, avvolgimento, avanti e indietro. Mi piace ballare perché mi sento libera, perché mi sento come una farfalla che vola, in cui posso essere me stessa senza schemi. E poi c'è anche il rapporto sociale, quindi posso conoscere gente e mi sento anche spensierata. Giro donna, molto bene, avvolgi, avanti e indietro. Mentre prima ero rinchiusa nel buio, senza obiettivi, oggi invece ho un sacco di obiettivi, voglio riprendere in mano la mia vita a 360 gradi. Adesso voglio laurearmi, voglio avere una vita sociale, voglio avere un domani una mia famiglia, voglio avere un lavoro mio che mi realizzi. E quindi questo mi fa sentire che sono cambiata. Scrutando il mondo dal basso, dalla parte di chi non ce l'ha fatta al primo tentativo, sto imparando ad apprezzare le persone che si sono perse almeno una volta, quelle che hanno dovuto cercare se stesse, quelle che sono riuscite a ritrovarsi. Mi danno affidabilità, mi infondono sicurezza. Quando incontro una di loro ho come la sensazione che in caso di incidente conoscano il segreto per rialzarsi. Perdersi per un po' a qualcuno serve per ritrovarsi, magari ancora più forte di come era prima, sentendo crescere l'appetito per la vita. Ha dovuto toccare il fondo Giulia per prendere la rincorsa e tentare la conquista della vita. Da sola non ci sarebbe riuscita. È stata la mano di Mara che le ha fatto capire che ce l'avrebbe fatta, facendole conoscere persone che quando non era nel recinto si sono messe alla sua ricerca, facendola sentire importante, stimata e amata. Il bello di questa storia, che è quasi una versione moderna della parabola del Vangelo, è che chi viene salvato sentirà un giorno il bisogno di mettersi a servizio degli altri. A volte si desidera nascondersi, ma tutto ciò che si vuole veramente è di essere trovati.